Siamo con Jacopo Geremia dopo la partita tra 19esima partita di campionato di A2 tra Hockey Roller e l'Hockey Breganze, una partita portata a casa con 2-0 da parte del Roller, una partita giocata secondo me in maniera perfetta. Sapevamo che il Breganze, primo in classifica, veniva qua per chiudere matematicamente la regular season, però un Roller che si è presentato tatticamente perfetto. Un Jacopo Geremia dal punto di vista mio e di Massimo Barbieri, che mi ha aiutato in telecronaca, migliore in campo. Massimo ti ha dato 9, non ti ha dato 10 perché ti è mancato il gol. Vai Giacomo, dimmi com'è andata la tua partita. Allora, sicuramente 3 punti importantissimi, molto difficili contro la prima in classifica e basta, noi abbiamo dato tutto in pista, abbiamo dimostrato secondo me di essere anche superiori e niente, sapevamo che il Breganze sarebbe arrivato qua magari con anche un po' più di superiorità, avendo vinto penso quasi tutte le partite e niente, noi abbiamo giocato semplice come dovevamo e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Sì, una grande squadra che passa al quarto posto in classifica, essendo dentro ai playoff, però già subito la testa va al prossimo sabato, il Montecchio. Sì. Se portiamo a casa un Montecchio sarebbe un quarto posto ben assestato, giusto? Sì, tra l'altro Montecchio, quindi sarà molto difficile contro una squadra comunque preparata e in casa loro si sa che non si va a fare una partita facile e niente, testa già sabato prossimo e andiamo avanti così. Quindi un bocca al lupo al Roller e a Jacopo Geremia. Grazie a voi.